Sono Susanna Ambrosi, sono neuropsichiatra infantile e sono la responsabile del servizio di neuropsichiatria infantile dell'ULSS 4 della provincia di Vicenza. E le giornate che sono state proposte quest'anno sugli autismi ad alto funzionamento sono la continuazione di una informazione allargata che come gruppo di lavoro delle ULSS della provincia, delle strutture accreditate, della Fondazione Brunello e dell'Associazione delle Famiglie abbiamo insieme scelto di portare avanti proprio per diffondere sempre più le conoscenze e le possibilità di trattamento di bambini con autismo sia a basso funzionamento rispetto agli aggiornamenti che sono stati fatti in anni precedenti che quest'anno con l'alto funzionamento. E questo appunto finalizzato a una conoscenza trasversale non solo dei servizi ma di sostegno alla famiglia e anche e soprattutto della scuola, altro ambiente di vita fondamentale da poter utilizzare per aiutare a crescere meglio questi bambini.